Quindi, se l'acqua è un diritto e non è una merce, è un bene comune ed è importante quindi valorizzarla e tutelarla, ripeto, non solo dalla sua gestione, ma anche proprio dalla distribuzione a cui va in corso, soprattutto se trasformata in un prodotto di mercato, è una cosa importante. L'acqua che beviamo è vero, siamo fatti per l'80% o più di acqua e quindi noi rappresentiamo comunque quel bene comune che intravediamo in una risorsa così importante come l'acqua. Io dico sempre così semplicemente, quando guardiamo uno specchio d'acqua limpido tutti siamo contenti. Io penso che quando guardiamo l'acqua guardiamo anche noi stessi. Stiamo parlando di acqua, ma è ovvio che tutte le cose essenziali, tutte le cose della vita, anche il semplice guardare un tramonto, ci danno gioia, perché sono cose che ci appartengono, sono cose che fanno parte di noi stessi. Io non so se sono riuscito a cogliere questa relazione fra il prodotto di mercato, quindi la mercificazione della risorsa, con l'inquinamento in questo caso e quindi la distruzione o tutela della risorsa stessa. Su questo principio in pratica è nata poi l'idea della nostra attività, una piccola impresa. Perché? Perché se effettivamente la situazione è solo poi un gioco fra considerazione culturale di una risorsa piuttosto che di un prodotto, visto che l'impresa, la piccola impresa, così come la definiamo, nasce dopo esperienze di commercio, di cooperazione internazionale, di commercio solidale, quindi nasce proprio da uno spirito di ricerca, di sostenibilità. Era troppo insopportabile portare questa roba, rientrare dall'Africa e da un lato godere di ciò che altrove non si trova, l'acqua potabile, calda e fresca, alla rimanere in casa, e nello stesso tempo vedere quanta gente al supermercato riempie il carretto di bottiglie di acqua convenzionale. Questo diciamo è stato uno spunto per intraprendere questo progetto di valorizzazione dell'acqua potabile, riconoscendo nell'acqua potabile il bene comune che più ci appartiene, perché è vero che anche gli oceani e anche tutta l'acqua del mondo è il nostro bene comune e dobbiamo farci affinché sia difeso bene comune a livello mondiale. E qui ci sono dei movimenti, ci sono diciamo delle bellissime attività che possiamo andare diciamo, a conoscere, se già sicuramente sono molto conosciuti, dal Contatto Mondiale dell'Acqua, che trovate anche sul sito contattoacqua.it o acquabenecomune.org, e viene sviluppato bene questo diciamo, argomento a livello mondiale. Però ecco, è bene partire dalla considerazione che la nostra risorsa locale, quindi ci sono i fiumi, i laghi, i torrenti, ma anche l'acqua potabile che arriva a casa nostra, è quella risorsa che noi in primis diciamo dobbiamo valorizzare. Poi abbiamo inserito anche il discorso di detersivi e lasticina, perché comunque c'è un nesso fra acqua e detersivi e scusi. L'acqua del nostro movimento non è l'acqua potabile e lo scuso per eccellenza. Abbiamo in casa tutti l'acqua potabile scusa e il problema dei rifiuti è un problema che oggi insomma, come società ci abbiamo picchiato il naso e sembra di scoprire oggi l'emergenza dei rifiuti, quando in realtà è qualcosa che abbiamo costruito fino al punto che poi si parla sempre. Il problema è un problema invece che esiste
esisteva già da tempo e non è stato portato in modo corretto. Quindi acqua, detersivi, sfuso, sono i risparmi idrico, sono comunque le nostre 3 proposte di piaciuto del progetto allo sistema. Collaboriamo con il Centro Studi Sereno Regis di Torino, la ONG CISP di Torino, il Centro Studi Ambientali di Torino, la Città dell'Arte e Fondazione Pistoletto, siamo soci di Banca Etica di Marseille e come ecosistema si aderisce al movimento per la decrescita felice. Non sto dilungandomi troppo su questo, sono tutte realtà ovviamente che concorrono ad aiutarci nella nostra collaborazione alla coerenza dei progetti che portiamo avanti. I 2 progetti più conosciuti, quelli che ho desiderato citare, sono il Voglio Bere, che se ne parla abbastanza in questo periodo a Torino, è un progetto di Torino, nato con l'altro Torino e la Smart, si è sviluppato anche adesso a livello regionale. Noi collaboriamo come consulenza, e il progetto Rubinetti Solidari, che invece è un nostro progetto, tra virgolette, un po' più nostro, nel senso che è una collaborazione con il CISP, in quanto diamo in base alle vendite un contributo a un progetto in Burkina Faso, un progetto di cooperazione internazionale. Ecosistema significa alternativa, qualità e scelta, cioè in pratica un impegno non a promuovere prodotti, ma a farli. Questo credo sia significativo. Legato quindi al principio del consumo responsabile, per poter dare delle proposte commerciali al consumo responsabile, basato sulla ricerca, sulla coerenza. La coerenza, appunto mio, è la parola forse più importante, diciamo, delle nostre attività. Dobbiamo continuamente adeguarci al nostro muoverci commercialmente parlando, affinché la coerenza della sostenibilità delle nostre proposte sia sempre rispettata. Poiché sono tutti progetti di sviluppo, sono progetti che si modificano, continuamente dobbiamo modificare anche il nostro stile commerciale non in funzione della richiesta del mercato, in funzione della coerenza all'interno della sostenibilità ambientale, socioambientale e sociale. Dalla filiera completa, cioè dalla produzione alla distribuzione. Anche questo è importante, perché se ci vediamo a metà e diciamo non si riesce bene a portare avanti questo discorso della coerenza. Ed è un vero assoluto, cioè l'alternativa, diciamo, o la soluzione dei problemi dei rifiuti non ce l'abbiamo in mano. Purtroppo certi problemi che crescono nel tempo e vengono trascurati e vengono quindi accumulati, la risoluzione di questi problemi hanno bisogno di un impegno, un percorso lungo, un lavoro. E quindi anche i nostri piccoli progetti ci accontentiamo di qualche piccolo risultato, ma l'importante è trovare la direzione giusta e aumentare questi piccoli risultati in un modo costante. Arriviamo là. Se parlare di prodotto risorsa e arriviamo al nostro tempo, quello che ci sta vicino, quindi trascuriamo un attimo i problemi globali e pensiamo al locale, conoscendo la relazione tra l'agire locale e l'agire globale. Verrebbe da dire che non inquinare la risorsa e tutelare dalle speculazioni del mercato, se il 45% dell'acqua viene utilizzata dal settore agricolo, il 45% dall'industriale, il 10% dall'uso civile, sarebbe meglio lavorare e fare dei progetti verso coloro che più usano l'acqua e probabilmente più la inquinano. Tra l'altro il settore industriale e agricolo non è solo l'acqua potabile, anche se ne usano parecchio, soprattutto l'industriale, ma serve proprio prendere in esame tutta l'acqua superficiale. Invece il nostro progetto punta al 10% dell'uso civile perché pensiamo che un progetto alternativo che vuole valorizzare
sia giusto essere rivolti a quel settore che vede nell'acqua meglio quei valori, diciamo, legati alla vita, quindi ai valori della qualità, quei valori legati alla tutela della risorsa e non allo sfruttamento della risorsa. Mentre le industrie a un certo punto devono farsi i conti in tasca e pagare i conti, in casa nostra i conti sono diversi. Vogliamo una certa qualità. Allora il processo culturale di diciamo, recupero dell'acqua come bene comune e non lasciarlo andare sul processo di mercificazione o prodotto di mercato è sicuramente il settore civile più sensibile a maturare, a recuperare questa cultura. Di conseguenza, quando il settore civile, che poi anche se più piccolino come consumatore è più esteso, più grande come numero di utenti, allora sicuramente è poi più facile il passaggio diciamo delle buone pratiche si arriva ad industriale. E quindi ci siamo concentrati su questo piccolo 10%, che comunque è grande, perché tutti beviamo e utilizziamo per cucinare, per lavare la frutta e la verdura e noi stessi l'acqua potabile. Consumo italiano. Adesso qui cerco di stringere, intanto potete leggere, l'acqua potabile da noi italiani è consumata in particolar modo,